Di partite di Serie A, nessuna partita è facile, però Parma in casa fa bene, sì, probabilmente gli manca il giuridico, però sicuramente ha degli altri giocatori di grande qualità, quindi sarà una partita anche perché comunque Parma tutto sommato deve stare attenta anche a non essere mischiata nella lotta per non retrocedere, quindi sarà una partita difficile come tutte le altre, però l'Udinese ha grandissima qualità, quindi si può superare con un ostacolo. Parere sui tuoi colleghi, su Guidolin? Credo che il parere lo dicano non solo i risultati ma la qualità del lavoro. Non dico i risultati perché a volte non bisogna guardare solo quelli, nel senso che è chiaro che quelli sono importanti, ma bisogna vedere come uno lavora, come uno lavora nelle difficoltà, come uno lavora in certe piazze e dovunque è andato come sta fatto bene. Assolutamente grandissimo allenatore, oltre che un'ottima persona. Si può ripetere secondo lei un miracolo dopo tanti anni, quello di Verona qua a Udine quest'anno? Ormai la domanda che fanno a tutti. Allora, porto un presupposto, io non sono scaramantico, cioè a me non interessano il sale, l'olio e i gatti neri, non sono scaramantico, in assoluto. Però capisco che tanti nel calcio e nello sport lo siano. Io mi auguro di sì, giusto per dare un qualcosa di diverso al campionato. Poi giustamente i tifosi, chiunque si può attaccare al ferro a qualunque altra cosa. Lei ha progetti per il futuro? Ma il progetto ce l'avrei, però mi dicono no, il progetto serve quello di trovare una squadra e un posto per poter dare un po' di continuità. Purtroppo ultimamente non è stato possibile perché le scelte fatte non sono state felici, da me ovviamente perché sono tutte difficili, e quindi purtroppo lavorando poco tempo non sai neanche la possibilità di esprimersi, mi auguro di trovare un posto dove poter andare a lavorare e poterci stare un po' di tempo. L'Udinese non l'aveva mai cercato nel passato? Purtroppo no. Mai stato? Le sarebbe piaciuto comunque? Beh, credo che lavorare qui sia un piacere per molti e anche, oltre che un piacere, è anche comunque cioè non è facile per certi versi perché comunque bisogna lavorare entrare nella filosofia del club. Se entri nella filosofia del club, allora, come è giusto che sia, perché giustamente il club deve prendere un allenatore che poi sposi tutta la propria filosofia, allora credo che sia non dico facile, ma il posto ideale. Sì, perché tanti dicono a Guidolin che non si è attaccato a scusa, recessioni, si è rimesso a lavorare con i giovani. Si è rimesso a lavorare tranquillamente, senza problemi, e questo è la grande forza, è questo, è la grande qualità, al di là dell'aspetto tecnico, l'aspetto tattico. Non so se l'hanno già chiesto, Di Natale è un campione, sta cercando di vincere per la terza volta la classifica cannonieri. Mi auguro che lo venga perché lo conosco veramente da tanto. Se lo meriterebbe, meriterebbe anche la nazionale. Lei ma credo che Prandelli. Prandelli abbia detto anche molto chiaramente, insomma, Cesare è una persona estremamente corretta e leale, che si è detto giustamente adesso devo continuare il lavoro su questi ragazzi, però se Di Natale fino alla fine manterrà questa forma sarà di sicuro. Dell'Udinese, lei è venuto immagino a vedere un po' la Sì, credo che starò qua tutta la settimana. Per il resto della squadra, quello che ha potuto vedere, quali sono i giocatori che più le sembrano interessati? Perché tanti sono confermati, sono noti. Ma da parte di Natale, Isla, Armero, ce ne sono, però dicevo prima che per esempio Dusan Basta che ho avuto a Lecce sta facendo molto bene, ha lavorato all'inizio con pratica a Lecce, dopo ha giocato le ultime partite e tutto sommato secondo me sta facendo molto bene, al di là di Ferronetti che è stato con me a Parma e quindi lo reputo un ottimo calciatore, purtroppo frenato molto dai infortuni, non avrebbe avuto una posizione importante, il riferimento di Giovanni Pasquale che ultimamente mi pare che non ha infortunato. Ma c'è qualche giocatore dell'Udinese che lei aveva chiesto nelle sue ex squadre, tipo Parma, e dopo invece gliele ha portati via l'Udinese? Sicuramente sì, però adesso andare a recuperarle non me le ricordo effettivamente. No, ho avuto giocatori al di là di questo, non so se c'era Bernardo Corradi che secondo me è un giocatore, insomma, quindi sommato un po' di calciatori li ho avuti e che ci sono qua a Udine. Comunque a livello sia professionale che come uomo, persona
Piatto è Sì, molto valido, Giannato è un ragazzo straordinario. Io l'ho avuto a Parma e mantengo tuttora il rapporto con lui, l'ho sentito un mese fa circa e è un professionista esemplare, però è chiaro che la società ha preso questa decisione. Cioè, chiaramente poi soprattutto quando abbia dei ragazzi seri e ottimi professionisti, a volte che ottimi calciatori, dispiace, la vita passa, bisogna anche guardare avanti, insomma, inevitabilmente. però un altro anno potrebbe ancora farlo da calciatore. Ma penso di sì, adesso io ultimamente non l'ho visto, ma però so che è uno che si tiene sempre, quindi penso proprio di sì. Anzi mi auguro che trovi presto squadra.